Sicuramente avrai già sentito parlare di Hercules o Ercole, ma forse non del vero Eracle, quello egizio, nipote di Cam, figlio di Noè, lo stesso che le nostre tradizioni ricordano ancora in Sardegna. Adesso mettiamo in fila la sua storia, dal diluvio fino alla nostra epoca. Dopo il diluvio, le terre vengono ridistribuite. Alla stirpe di Cam tocca l'Egitto e regno Osiride, suo nipote, che assegna la grande isola occidentale e la futura Sardegna a Phorcus. Da Phorcus nasce Medusa, non un mostro di fantasia, ma una regina legata alla linea osiridea, che governa l'isola nei primissimi secoli postdiluviani. Su questo sfondo arriva il primo vero Eracle. Questo primo Eracle è figlio di Osiride e di Cerere, nato a Tebe. Il suo nome è Libius o Luabin e Hercules è il titolo che riceve per la sua forza, un Ercole egizio libico, non greco. La sua missione è ripulire il mondo dai giganti e dai tiranni che, appena dopo il diluvio, schiacciano i popoli. Combatte in Egitto, nel Levante, in Frigia, a Creta, nelle sabbie di Libia, in Spagna contro Gerione, in Italia contro i Lestrigoni. Non è una serie di favole, è un percorso politico-militare, ovunque trovano un potere mostruoso. Lui interviene, abbatte, riorganizza e lascia uomini di fiducia sul territorio. Dopo le campagne d'Oriente ed Africa, Eracle entra stabilmente nell'Occidente. Passa in Italia, sistema popoli e città, poi scende in Sicilia e da lì viene chiamato in Sardegna. L'isola, già nel raggio di Osiride e Phorcus, lo accoglie come re. L'Eracle antico regna in Sardegna per decenni, percorre l'isola, ordina i campi, fissa porti e approdi. Il suo nome resta nei toponimi, come Turris Libisonis, Porto Torres, affacciato sul canale di Sardegna, la porta d'uscita verso la Spagna. Quando la sua lunga vita si chiude, attraversa di nuovo il mare, va in Iberia e muore a Gades, dove gli viene dedicato un tempio sepolcro, il famoso santuario alle colonne d'Ercole. Il sangue di questo Eracle non si ferma con lui. Dai suoi discendenti spunta Maceride, o Macheris, figura eraclea venerata in Egitto e in Libia. Suo figlio Sardus guida una nuova spedizione dalla costa africana verso la grande isola occidentale. Quando la occupa, la ribattezza con il proprio nome. Da lui l'isola non si chiama più solo Icnusa per la forma, ma Sardò, Sardegna, e il mare attorno diventa mare sardo. Sardus, figlio di Macheris, è l'erede diretto del primo Eracle, l'eroe che porta in Sardegna la linea osiridea eraclea e dà il proprio nome all'isola e al mare sardo. Nel culto più antico, sopra questo eroe, c'è la figura del Sardus Pater, il dio nazionale dei Sardi. Sardus ne è il volto eroico in chiave libica, Iolao è lo stesso dio raccontato in veste greca. Nel frattempo, prosegue anche la linea operativa di Eracle. Durante la sua vita guerriera, il primo Eracle decide di fissare colonie stabili nelle zone chiave del Mediterraneo. Affida a personaggi come Tufco o Tuscus, l'asse italiano, da cui nascono i Toscani, e per la Sardegna, affida la missione a Iolao e ai figli nati dall'unione con le figlie di Tespio, i Tespiadi. Iolao parte con una parte di questa discendenza e con molti coloni arriva in Sardegna, occupa le zone più fertili, chiama quella fascia Iolea, e le genti che vi abitano diventano gli Iolai, gli Iolenses, antenati diretti di quelli che, più tardi saranno chiamati Barbaricini. Iolao non pianta solo una bandiera, costruisce un modo di vivere, campi, villaggi, culti eroici, luoghi di giudizio. Una parte di questi figli di Eracle non lascia mai l'isola. Nelle tradizioni più antiche si parla di 9 eroi, discendenti di Eracle, che giacciono in Sardegna, integri, come addormentati. Attorno a loro nasce la pratica dell'incubazione, si va a dormire presso gli eroi per ricevere sogni e risposte. I 9 eroi dormienti non sono un'invenzione moderna, sono la memoria rituale di quei Tespiadi eraclei che arrivano con Iolao e rimangono lì come corpi sacri, incorruttibili, al centro di un culto del sogno e della visione. Quando, molto dopo, i greci si trovano davanti questo patrimonio, l'Eracle egizio libico, figlio di Osiride,
le sue imprese in Italia e Spagna, il suo regno in Sardegna, la discendenza di Maceride e Sardus, la colonia di Iolao e i 9 eroi dormienti non lo lasciano intatto. Prendono il nome Eracle e lo fanno diventare un personaggio loro, figlio di Zeus e Alcmena. Gli riversano addosso tutte le imprese del primo Eracle, spostano su di lui il tempio di Gades, Gerione in Spagna, le guerre contro i giganti, la missione di Iolao in Sardegna. Allo stesso modo, quando incontrano in Oriente un dio guerriero come Sandon di Tarsos, lo chiamano Eracles, aggiungendo un altro strato. Così il nome Eracle diventa una maschera unica, dietro cui si nascondono figure diverse. Il grande Eracle postdiluviano, figlio di Osiride, i suoi re libici e spagnoli, i fondatori di Sardegna, i 9 eroi dormienti e infine l'Ercole greco scolastico. Oggi quasi tutti vedono solo l'ultimo. Dentro questa genealogia, trovare oggi in Sardegna scarabei, amuleti, oggetti egizi non è affatto strano, è naturale. Uno scarabeo con geroglifici davanti a un nuraghe, un sigillo che viene dal Libano, un pendente orientale, sotto un pozzo sacro, non sono curiosità esotiche, sono il ritorno di casa, di una storia antichissima. Sono tracce materiali della stessa rotta, che parte da Cam, figlio di Noè, passa per Osiride, scende nel primo Eracle egizio, risale con Sardus Pater, e poi torna e ritorna nella terra madre, probabile isola dei Beati, ma Carnesai di cui parlano i poeti. Le nostre radici sono figlie del vero Eracle, quello egizio, nipote di Cam, figlio di Noè, che ha messo piede qui molto prima che la Grecia si accorgesse perfino che la Sardegna esistesse. E allora la domanda non è più chi era Ercole, ma chi siamo noi se portiamo ancora addosso il suo nome, il suo sangue e la sua rotta. Grazie a tutti e al prossimo appuntamento.